nostro nuovo viaggio ci porta oggi alla scoperta della Castelfranco Veneto dell'architetto Francesco Maria Preti. In occasione dell'anniversario dei 250 anni dalla sua morte cammineremo nei luoghi dove visse e operò il famoso architetto che teorizzò la bellezza perfetta. Benvenuti nell'arte, benvenuti nella storia, benvenuti con noi in una nuova avventura di itinerari turistici. Nei 250 anni dalla morte dell'illuminato architetto castellano Francesco Maria Preti, una affascinante mostra a Castelfranco Veneto in 3 sedi punterà i riflettori dal 25 gennaio 2025 sui protagonisti di quel cenacolo intellettuale che nel XVIII secolo riporta la città del Giorgione al suo pieno splendore, tra scienze, arte, musica e moda. Progetti, riti e costumi della vivace realtà castellana, importante crocevia commerciale e culturale nella terraferma veneziana, attraverso una ricca selezione di opere, oggetti e testimonianze dell'epoca, il richiamo ai 2 poli culturali, l'autore della Tempesta e Canova. La storia è ciò che siamo e che il tempo non scalfisce. Il 23 dicembre del 1701 nasce a Castelfranco Veneto Francesco Maria Preti. Sì, una storia straordinaria che vi racconteremo assieme all'assessore Gianfranco Giovane. Buongiorno, buongiorno Gianfranco. Benvenuta a Castelfranco. Grazie. Tutto parte da qui, ci troviamo di fronte al palazzo Spinelli Guidozzi. Gianfranco. La mamma, una Guidozzi, va in sposa a Niccolò Preti, però si trasferiscono da questo palazzo al prossimo che andremo a vedere, dove Francesco Maria Preti nascerà. Quanti palazzi conta Castelfranco Veneto disegnato? Diciamo che Francesco Maria Preti ha dato l'impronta architettonica dell'intera città, perché da questi palazzi che noi vedremo poi si sviluppa tutta la città. Per dare, Gianfranco, un'impronta della città ai nostri telespettatori, noi dal centro ci dirigiamo verso Borgo Pieve. Dove troviamo cosa? Troviamo Palazzo Duodo, che adesso vedremo, dove ha vissuto Francesco Maria Preti. Troviamo soprattutto la casa natale di Francesco Maria Preti. Gianfranco, per andare a Borgo Pieve, alla nostra destra alle mura, uno scorcio bellissimo di questo canale. Piazzetta Fusinato, alle nostre spalle un altro palazzo disegnato dall'architetto Preti. Palazzo Duodo, progettato dal Preti, e l'immagine, l'imprinting del Preti sono i timpani che si vedono naturalmente sulla facciata a nord. E che non sono altro quelle forme triangolari di architettura, segno ispirato distintivo. Dal Palladio. Ispirato dal Palladio, segno distintivo proprio dell'architetto Preti. Ecco Gianfranco, qui nasce il Preti, figlio di 2 importanti personaggi dell'aristocrazia castellana. Lo si evince non solo dai palazzi che noi vediamo, ma anche dalla vita, dalle scuole che frequenterà. Il Preti frequenta il collegio dei Gesuiti di Brescia, già frequentato dalle famiglie più importanti dell'Europa intera, e di conseguenza là poi sviluppa i suoi studi. Tornerà a Castelfranco successivamente e avrà la fortuna di incontrare le famiglie dei nobili castellani, i Riccati, i Rizzetti ed altri che lo introdurranno alla scienza dell'architettura. Sarà il Rizzetti, matematico importantissimo, che avrà l'opportunità di introdurlo appunto di dirà quali libri studiare per sviluppare la sua passione per l'architettura.
Altra opera importantissima che noi adesso porteremo nelle case dei nostri telespettatori è proprio il Duomo di Castelfranco Veneto. Che è la prima opera, lo farà a 22 anni, ci impiegherà un anno per progettare, assistito da Rizzetti. Si dice che ciò che è destinato a te per destino non te lo porta via nessuno. Difatti? Francesco Maria Preti fallisce il primo progetto, però Quindi viene rifiutato dalla Chiesa? Però affiancato da Rizzetti, che lo aiuterà a introdurlo nella materia dell'architettura, ha la possibilità in un anno di completare il progetto, e questo è il risultato che abbiamo alle nostre spalle. Ida, questo è il nostro teatro accademico, nasce come sala accademica progettata dal Preti 30 anni prima della Scala di Milano, 46 anni prima della Fenice di Venezia. Questa era una sala accademica, non nasce come teatro. No. Cosa vuol dire sala accademica? Le famiglie di Castelfranco, i Ricati, i Rizzetti, i Preti, avevano necessità di insegnare le loro materie a tutta Europa e cercavano un luogo. Questa era la sala accademica, non c'era la platea, non c'era il palcoscenico, in mezzo naturalmente si mettevano ad insegnare e tutti quanti assistevano dai palchi. Ultima tappa di questa nostra grande avventura, Palazzo Soranzo Novello, dove questa mattina si inaugura una mostra dedicata proprio al famoso architetto. La storia è la memoria di un popolo e Palazzo Soranzo Novello era la sede dell'antica Banca Popolare, una banca a cui i castellani erano particolarmente legati, che il comune di Castelfranco Veneto ha acquisito nel 2021 con un importante impegno economico. Grandi progetti in questo bellissimo stabile che ci racconterà Roberta Garbuglio. Ed eccomi con l'assessore alla cultura Roberta Garbuglio. Buongiorno assessore. Buongiorno. Benvenuta Ida. Grazie, grandi sono i progetti. Sì, le celebrazioni di Francesco Maria Preti rappresentano un momento importante per la città di Castelfranco Veneto e l'intero Veneto, proprio perché Francesco Maria Preti è riconosciuto come l'architetto più importante del Veneto nell'epoca del Settecento. Un'importante mostra che si inaugura proprio questa mattina, assessore. Sì, dopo aver concretamente rappresentato in musica l'architettura del teatro accademico e del Duomo, oggi apriamo l'esposizione in 3 siti. Ci immergeremo nell'epoca del Settecento. Da un lato il gruppo di studiosi e approfondiremo proprio presso il Museo Casa Giorgione, dall'altro la vita del Settecento, quindi Palazzo Soranzo Novello ospiterà e rappresenterà la vita dell'epoca, quindi con gioco d'azzardo, con la musica e tutti i vizi che all'epoca avevano. Infine il terzo sito, l'atrio del teatro accademico, dove si rappresenterà in maniera innovativa e accattivante i progetti di Francesco Maria Preti. E allora andiamo a scoprire le meraviglie dei tempi passati con la curatrice di queste esposizioni, l'architetto Danila Dal Pos. Buongiorno architetto. Benvenuti a voi all'interno di Palazzo Soranzo Novello, dove nella prima stanza noi celebriamo il protagonista della mostra, che è Francesco Maria Preti. Siamo nella stanza dell'architetto, ritratto in età giovanile, e
salta subito all'occhio una maniera che abbiamo adottato per raccontare, che è quella aneddotica. In tarda età lui perde la vista ed ha una mania, che sono gli occhiali che noi raccogliamo in questa teca. Ecco, questo invece è il boudoir, il salotto dedicato alla donna. Siamo nella stanza dell'Eros e i dipinti richiamano il tema. La cosa strepitosa della sala sono le galanterie, che sono questi oggetti con i quali l'uomo di quest'epoca si bea in pubblico, ne gode, ma gestisce anche il rito del vivere con una gestualità particolare con il quale li esibisce. Per finire la sala della musica. Esatto, Castelfranco non poteva non avere una sala della musica, perché la musica a Castelfranco occupa un ruolo fondamentale dalla storia. Strumenti del Settecento, alcuni della collezione civica come il contrabbasso, altri di collezione privata, e poi splendidi oggetti del vivere quotidiano. Questo Trumò è veramente un capolavoro. Assessore, altro sito importante per queste mostre è Casa Giorgione, dove ci troviamo. Sì, presso la sezione del Museo Casa Giorgione scopriremo la scuola ricattiana, scopriremo la teoria del colore di Rizzetti e molte altre teorie scoperte proprio in quell'epoca. Vi aspettiamo quindi qui a Castelfranco Veneto per immergervi in un'altra epoca, quella del Settecento, dal 25 gennaio al 6 aprile 2025. La storia è il tempo che vola, senza allontanare il fascino delle opere che restano ai posteri. Emozioni che vi aspettano qui, a Castelfranco Veneto. E grazie di essere stati in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Buona serata.